Amici belli, è veramente notte, ma chi dorme? È successo quello che doveva succedere, quindi è più che un unboxing, perché non c'è il box, c'è la busting, un unboosting. Unbagging, cominciamo. Che poi unbagging, se tu dici unbagging sembra I am begging, I'm begging, begging you. Angela Colella, benvenuta sul canale. Parlo piano perché dormo. Allora, mamma mia, che emozione. Lasciate like per la soddisfazione mia personale. Voi state in Italia, ve la potete andare a vedere nei negozi, ve la potete comprare facilmente con ebay.it. Io invece ho dovuto penare, però la soddisfazione devo condividerla con voi con un Ambrabam tattico. Andiamo a vedere l'unboxing che io ho fatto outdoor. Avete lasciato il like? Forza, forza. Tra l'altro Messi oggi, visto che io, ciao Valerio Fluido da New York, qualcuno non lo sa, se siete capitati su questo video per caso, curiosi di sapere la versione replica come funziona, Messi, suo debutto, entra in campo 1-1, sono l'Inter Miami. Tra l'altro l'Inter Miami è una squadraccia, sono ultimissimi in classifica, penultimo è il Toronto di Insigne, per capirci. Andatevi a vedere il gol che ha fatto Messi su punizione al 95esimo. Ecco, se poi vogliamo parlare del valore di un giocatore, tra l'altro è una partita di coppa, non di campionato. Quelli di campionato non servono a niente perché non retrocedono, quelle sono le squadre. Però partita di coppa è importante e Messi ha fatto un gol come il debutto di Ibrahimovic in America, no? Entrò e fece un gol da 40 metri al volo. Messi ne ha fatta una delle sue, una palombella perfetta. Andatevela a vedere. Nel frattempo però, prima che vi andate, dopo ve l'andate a vedere, guardiamo insieme l'Ambrabam tattico dell'unbox dell'unbagging. Io qua, vedi, stavo traccando il DHL perché non potevo aspettare, dovevo andare a suonare e non andavo, ho rischiato di far tardi perché il DHL non arrivava mai. Poi è arrivato, ho preso la bustina. Where's that one? I think that's still here. Bellini è arrivata. La momenta. Il momento è arrivato. La busta è quella che è, ma non ha importanza, ne parleremo poi in seguito. Siamo qui a New York City, abbiamo chiamato anche la polizia per fare in modo per capire che non sia contraffatta. Siamo tranquilli così. All'unboxing non potevo aspettare. Non posso aspettare di tornare a casa, di fare... Io sono a casa. Ma ho scudetta. Ho scudetto. Slim. Importante. Ce la mettiamo praticamente subito per andare a suonare. Perché già stiamo a suonare. I thought that was a free replica for a second. Che cos'è? Bella proprio. Che cos'è? Adesso vediamo i dettagli, ma io devo andare a lavorare, andiamo dai. Scudetto in rilievo. Ho fatto un buon lavoro. Si sta approfittando, sta facendo. E qua mi fermo perché entrando nel locale c'era la musica a palla, rischio lo strike di copyright e quindi posto il resto del video dove poi me la metto, la indosso, pronto per suonare il secondo set, mi vado nel bagno, insomma ve lo guardate sul Instagram Azzurro Fluido, quindi togliamo con l'analisi tattica, la possiamo togliere, andiamo nel New Canon per vederla dal vivo, adesso la indosso però. Prima di indossarla, un po' di curiosità, perché questa è la versione replica, c'è scritto, maglia gara replica home M ed è slim fit.
quindi alcuni dicevano la replica veste un pochino più comoda, un po' più larga, è slim fit ragazzi, la M risulta stretta addosso se avete insomma un fisico un po' più importante, quindi andate più larghi se volete stare comodi. Io questa la voglio utilizzare proprio per giocare, quindi mi piace che sia un po' aderente. È tutta poliestre, attenzione, la differenza con quella là della gara ufficiale è che 86% poliestre e il resto è un'altra cosa che è un po' più breathable, un po' più respirabile, però hanno fatto un ottimo lavoro. Io sono veramente contento che il Napoli venda sui suoi canali, sul suo sito. Non andare fuori fuoco, stai con me, guardiamoci nell'anima. È bello che il Napoli rivenda insomma ufficialmente le repliche ad un prezzo più accessibile per tutti, e quindi le differenze che io poi prenderò anche l'originale quando arriva fisicamente in America, perché Valentina De Laurentiis me l'ha promesso che manderà qualche maglietta. Quindi la differenza maggiore è che MSC non è in rilievo, mentre con mia grande sorpresa EA7 è in rilievo. Questa qui è pressata così, poi in rilievo vero e proprio cucito sopra c'è lo scudetto. Adesso voi non lo vedete il verde però perché c'è il green screen, ma voi fidatevi che è verde, anche qui sono tutti verdi. E in rilievo è anche lo stemma del Napoli, questi dettagli sono in rilievo anche loro, la N del Napoli che fa il pattern. SSC là dietro, eBay, perché eBay qui come MSC non in rilievo, il che onestamente io lo preferisco, anche perché tu più la utilizzi più quelli che sono pressati, attaccati esterni si possono togliere. Mi è capitato con altre magliette, quindi a me non dispiace che questa sia dipinta, diciamo si faccia parte del pattern della maglietta. E poi aggiungiamo che questa versione, che poi viene considerata comunque Official Competition Apparel, viene prodotta in Turchia, ma poi, se non ho capito male dalla fattura, viene poi messa in store in Cina, e poi dalla Cina viene importata in Italia da un'azienda di Brescia, e poi dall'azienda di Brescia viene spedita a Nola, dove il Napoli poi le ridistribuisce personalmente. Ecco perché poi ci vuole più tempo, e perché è un po' macchinosa la situazione, perché ci sono troppi passaggi. Poi il Napoli con la spedizione utilizza, tramite il web store ufficiale, GLS, che è una ditta poi tra l'altro di Bolzano, che poi spedisce in America, e poi in America, nel caso mio, si sono affidati a DHL, non lo so se è sempre così. Ci aggiungiamo ovviamente Upbeat dietro, che si vede. Poi la grande differenza secondo me tra quelle che poi vengono contraffatte dalla Cina, secondo me la qualità è la stessa, ma quelle che vengono contraffatte dalla Cina e non passano per il Napoli, non ha certi logo che tu puoi scannerizzare col tuo telefono, puoi andare sul sito e risulta, l'ho appena fatto, e risulta autentica, perché fa piacere che sia autentica. Va bene che non è quella che indossano i giocatori, perché la dobbiamo indegnamente, noi la indossiamo, a me è bellissima, e indossiamola un attimo, dai, e 1 e 2. Vi devo dire la verità, è mondiale, è un bel azzurro. Il colore azzurro veramente dipende poi dalle fotografie che fai, perché può capitare. Ho fatto una foto prima con i colori sbagliati, delle luci sbagliate, guardate come viene bruttina, tutta scolorata, e invece il colore dal vivo è veramente un bel colore d'azzurro. E mi piace anche che il green screen tolga il verde, cioè un po' il rosso è nel nostro destino, ragazzi, ma se dovessimo vincere lo scudetto tutti gli anni ce lo facciamo piacere, non fa niente. Novità che volevo dirvi, per quelli che abitano all'estero e che hanno questo problema perché eBay non spedisce fuori dall'Italia, che sia in Europa, nel Regno Unito, in America non spedisce ebay.it, quindi chi va attraverso il web store ufficiale del Napoli, ci sono delle spedizioni pazzesche. Questa qui costa 49 euro più 34 di spedizione, insomma si arriva a 83, che è una spesa che secondo me, che io non vedevo l'ora
l'ora di fare, onestamente, per la soddisfazione, per tutto. Però per una maglia replica è forse tanto. Si stanno organizzando con Amazon per ora.it. Andiamo a vedere. Ecco, guardate bene, questo è Amazon.it. C'è lo store del Napoli che è stato aggiornato, ma non è questo. Non è questo è un fan shop, ma qui c'è già la nuova maglia, quindi andiamo a vedere bene che questo sia esatto, marca SSC Napoli, quindi da qui possiamo andare a vedere lo store del Napoli. Andiamolo proprio a ricercare, amazon.it/Napoli e New Era, quindi è stata aggiornata. Se voi andate su amazon.com c'è ancora Ospina, non ci provate nemmeno, però in New Era ci sono le maglie celebrative, c'è lo champagne, c'è lo zaino e va benissimo. Se voi cliccate su Season 23-24 abbiamo le due maglie che sono per ora in preordine, il numero 1 più venduto ovviamente, data di uscita il 10 agosto, si può preordinare, e qui per me che sto negli Stati Uniti e Amazon lo sa, lo capisce, si parla di consegna a 21,94, a 22 euro, che rispetto ai 34 già stai sparagnando un 12 euro, che non è male, è un buon caffè con gli amici, offri tu e fai bella figura. Nel caso di chi vive in America però te ne pigli uno solo di caffè con 12 euro, ma non ha importanza. Quindi c'è il preordine che si può fare, non sono ancora disponibili, come d'altra parte anche su web store ufficiale, sono andate a ruba, su ebay.it non so quante ce ne sono. Il problema di eBay è che è tutto molto confusionario, non si trova bene lo store, spuntano i privati che rivendono le magliette chissà da dove le hanno prese, insomma ecco perché eBay non piace tantissimo. Però bisogna dire che il Napoli si sta organizzando, Valentina me l'aveva promesso, dobbiamo avere un po' di pazienza, però già avere Amazon.it che puoi forzare a spedire in America, come credo negli altri paesi fuori dall'Italia, già è un piccolo passo avanti. Per quanto riguarda il packaging, come ne avevamo già parlato, è una bustina di plastica, si potrebbe far meglio, probabilmente Amazon te la manda in un box di Amazon con la bustina di plastica dentro, ma questo non lo so e non lo sapremo. Intanto segnaliamo che è comparsa su Amazon.it e ci sono anche le repliche, che però ovviamente sulla pagina iniziale non si trovano, perché uno non è che vuole pubblicizzare la replica. Però se voi vi ingegnate, scrivete replica qua e lo cercate in questo store, e guarda che esce, vedi, 44 invece che 49, ci clicchi sopra, 44,40 più 21,94, qualcosa l'hai risparmiato. Attualmente non disponibile, qua non sappiamo quando saranno disponibili, però noi segnaliamo che nel frattempo si stanno organizzando. Non fate caso che lo scudetto sembra un po' storto, è la realizzazione grafica oppure il modo in cui l'avevano stabilito, è dritto lo scudetto, non vi preoccupate. Sembra che la MSC sia un po' spostata verso lo stemma del Napoli, ma è un effetto grafico, è difficilissimo centrare simmetricamente lo scudetto del Napoli, insomma la distanza tra scudetto e A7 è la stessa, però A7 è un logo orizzontale, questo è un logo centrale, MSC diventa difficile, ma non dà fastidio all'occhio, è veramente bellissimo. E infatti io adesso sto pensando onestamente, vediamo, terrò d'occhio lo store tutti i giorni per capire quando questa sarà disponibile. Lo sfizio mio è di prendere questa qui magari originale proprio da gara, se Valentina me le spedisce a New York, così evitiamo il 100% poliestere e possiamo fare anche un confronto tra quella che è la replica ufficiale e la maglia ufficiale da gara. E gli amici che mi chiedevano ma io non riesco a trovare lo store ufficiale del Napoli su eBay, su ebay.com non lo trovi, ma su ebay.it se tu scrivi Napoli dopo insomma le terme di Agnano, questo dovrebbe essere già lui direttamente da SSC Napoli, se ci clicchi sopra è lui. Ma è inutile perdere tempo perché potrebbe non spedire verso gli Stati Uniti. Che sta maglietta, per questo non mi piace eBay. Il problema è questo, il problema è che compaiono poi gli altri, quelli là che insomma cercano di approfittarne, non è il caso. Hanno messo in vendita anche le pettorine, le maglie di allenamento che secondo me sono bellissime, non vedo quella blu al momento, forse esaurita, e qui non vedo i telimare
che invece sono sul web store ufficiale. Eccola qua. 100% si suda in questa maglia, non c'è niente da fare, ma è bella da indossare. Poi vedi la maglia di Kvara non in sold out, ci clicchi sopra ed è ampiamente sold out. Questo è il peccato, vedi, feedback negativi. Il Napoli 37 negativi, 112, 119 positivi, 13 neutrali, e non ho ricevuto la maglia, GLS poco professionali. Questo non è colpa del Napoli, o meglio, ti puoi affidare a qualcun altro. Packaging vergognoso, maglia arrivata tutta maltrattata in una busta di plastica, anche a me. Servizio vendita inesistente, spedizione acquistata, dichiarata in modo falso, spedita e partita, busta abbandonata. Tempi di attesa spropositati, oggetto non ricevuto. Dopo l'apertura della contestazione vengo contattato dal venditore che fornisce i dati che risulta preso in carico dal corriere ma non ancora spedito. Mai un contatto, mai ricevuto mail per tracciabilità. E insomma, il Napoli sa cosa deve fare. Glielo abbiamo detto bene. Bella deve arrivare negli store americani. Deve essere trovato, perché questa maglia, se la vedi in uno store, ti appassiona, te la compri. C'è l'impulse buy, questa è una maglia bellissima. Per i tifosi del Napoli sarebbe il non plus ultra. Per i tifosi appassionati di altre squadre, oggi ha giocato pure la nazionale americana delle donne, hanno tirato un rigore, quello che non ne parliamo proprio. Le portiere non sono, però sta crescendo il movimento calcio e Messi lo farà crescere ancora di più. Ecco perché poi tutto ritorna e riesco a collegare tutto. Messi renderà il calcio popolare ancora di più in America, ed ecco, e ADL lo sa, perché ADL lo dice, pre-bacchetta per la distribuzione negli Stati Uniti, però poi fa confusione e dice ad eBay di produrla in Messico. ADL la stai producendo tu, non la produce eBay, quindi sei tu che devi prendere un milioncino. Prendi un milioncino dalla clausola di Kim, fai conto che te l'hanno pagato 49 invece che 50, prendi un milioncino, costruisci una fabbrica in Messico, la produci là invece che in Turchia e distribuisci in Messico, distribuisci in Sud America, distribuisci in Nord America, fai trovare questa maglia dappertutto. E io faccio una standing ovation da New York. Valerio Fluido è tutto, con la soddisfazione del tricolore verde e azzurro, ma lo sapete come funziona. Lasciate i like.